14. Grande partecipazione a Imprenditoria Ribelle, il convegno organizzato da Apindustria Venezia in sinergia con il mandamento di Porto Gruaro. Un momento per condividere storie di imprenditori che con passione, impegno e innovazione hanno saputo reinventarsi, sfuggendo così alla crisi. Teatro dell'incontro la Sport Arredo Group di Gruaro, un'azienda ribelle per così dire che ha raggiunto traguardi ambiziosi. La ribellione più grande è stata quella seguita a un momento di sconforto, quando l'azienda per cui lavoravamo ha attraversato un momento di crisi e c'era il rischio che 3 decenni di storia, di competenze e di know-how andassero disperse. Noi proveniamo da un percorso work as buyout in cui abbiamo impegnato la nostra mobilità, parte della nostra TFR, nonché qualcuno anche i risparmi personali per far partire l'azienda e rilevarla. E dopo questa esperienza imprenditoriale, a suo tempo la prima nella provincia di Venezia, molte altre aziende venete hanno seguito lo stesso percorso. Cosa c'è di meglio, insomma, che l'imprenditore ascolti dei casi di successo dei suoi simili, tra virgolette, dagli imprenditori parimenti, che possono alle volte indicare la via, alle volte in sostanza essere uno spunto di riflessione per migliorare le proprie aziende. Credo che questi momenti di condivisione siano davvero un valore aggiunto per l'imprenditoria locale. Abbiamo portato come testimonianze dei nostri associati che negli anni più pesanti della crisi sono riusciti a reimpostare e riorganizzare le proprie aziende e a sfondare sui mercati internazionali. Aziende di questo territorio, aziende di piccole dimensioni ma che rappresentano grandi eccellenze. Noi come associazione vogliamo costantemente sensibilizzare i nostri associati sull'opportunità anche di avere bandi e agevolazioni che possono sostenere questi processi. Li informiamo di queste opportunità, li assistiamo nelle domande di contributo fino a accompagnarli al risultato finale. Saper cambiare dunque è il segreto per competere in un territorio come il nostro, ricchissimo di imprese che hanno costruito un tessuto socio-economico locale di rilievo. Il nostro territorio è formato da imprenditori che sono quasi tutti locali, nati negli anni 60 da un comune che era un comune agricolo, quindi un comune che veniva dall'attività di agricoltori, è cominciato a diventare piccoli imprenditori, oggi sono anche dei grandi imprenditori, abbiamo delle aziende molto importanti. Prendere ispirazione dunque, non dimenticando che esistono numerosi strumenti a sostegno dell'innovazione imprenditoriale e che Apindustria è vicina alle imprese per accompagnarle a intraprendere il percorso più adatto.